Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 a Ragusa. La terra ha tremato per una decina di secondi, ieri sera alle 21:27. Una scossa che è stata avvertita anche a Favara, ad Agrigento, a Canicattì, Ravanusa, Campobello di Licata, Porto Empedocle, Sciacca, Licata e Palma. Ad avvertirla non sono però stati tutti i cittadini. È andata diversamente, naturalmente, fra Ragusa e Siracusa. Proprio in quest'ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è decisamente spaventata. Il sisma è stato avvertito anche nel Catanese e a Gela. L'epicentro è stato localizzato a 15 km da Cata, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 km. Si sono registrate molte richieste di informazioni, per fortuna nessuna richiesta di soccorso. Tornando in provincia di Agrigento, molti l'hanno percepita e qualcun altro si è allarmato scendendo in strada, soprattutto a Licata e a Palma di Montechiaro. Decine e decine di telefonate sono giunte al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Villa Seta. La gente è spaventata, chiedeva informazioni. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e l'assessore Giovanni Vaccaro, ieri sono stati in giro tra San Leone e il villaggio Mosè, insieme al responsabile della protezione civile comunale Attilo Sciaria, per verificare la situazione, ma soprattutto per tranquillizzare la popolazione che era scesa per strada. Per fortuna, a parte la vibrazione avvertita da molte persone, non ci sono stati danni e nemmeno feriti.